Ciao, io mi chiamo Gerardo Guccini, insegno drammaturgia e teorie tecniche della composizione drammatica presso l'Università di Bologna. Oggi qua ho tenuto un intervento che fungeva un po' da cardine verso la fine della mattinata in vista degli interventi pomeridiani, il cui titolo era Il secolo di mezzo dell'innovazione italiana fra il teatro dei gruppi e le drammaturgie di relazione. Quello che ho detto in questi interventi in termini molto sintetici era che nell'ambito dell'innovazione teatrale italiana mi sembra a tuttora determinante la presenza di gruppi, ma ancora di più di una cultura di gruppo. Però tenendo presente questo elemento di costanza c'è una differenziazione di dinamiche fortissime, nel senso i gruppi all'altezza degli anni 70 hanno modificato la topografia e la geografia del teatro italiano, cioè hanno moltiplicato occasioni di teatralità in piccoli medi centri, e però in questa loro azione miravano che cosa? Ad uscire da una teatralità ufficiale per creare una realtà alternativa, un circuito alternativo. Ora invece la dimensione è completamente diversa e la dinamica non riposa più sull'esistenza, diciamo così, concreta del gruppo, ma sull'articolazione di progettualità che possono determinare ensemble variabili e che vedono diverse forme di conduzione e di ideazione alla loro base. Cioè ora mi sembra che la chiave sia una dinamica progettuale che appunto esca dai teatri, raccolga esperienze all'interno del mondo sociale, ritorni poi al teatro in questo modo, riconferendo al teatro non tanto un segno di alterità, ma un segno di identità profonda, cioè lo restituisca al suo ruolo di rappresentatività e di agora sociale, che il teatro non ha più di per sé stesso, ma nel contempo una sua funzione necessaria e che pertanto l'innovazione, esistendo, tende a restaurare.